24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Procede a passo spedito il processo di informatizzazione della sanità veneta. Con una delibera approvata su proposta dell'assessore alla sanità del Veneto Luca Coletto, la giunta regionale si è occupata del processo di adeguamento informatico degli studi dei 3.427 medici di base del Veneto, che verrà supportato con uno stanziamento di 8.224.800 euro, pari a circa 2.400 euro pro capite. Della cifra totale, 7 milioni sono stati reperiti nella quota del Fondo Sanitario Regionale, in gestione accentrata dalla Regione. Il rimanente 1.224.800 euro dai fondi assegnati alle AULS Venete per lo sviluppo dell'assistenza primaria con il riparto 2011. Per la prima volta il tasso di disoccupazione in Veneto supera quota 7%. Le proiezioni di Veneto Lavoro per il quarto trimestre 2011 indicavano un aumento del tasso del 6,5%. Con le rilevazioni provvisorie dell'Istat, tale quota è salita al 7%, un dato molto preoccupante se si pensa che solo nel 2007, cioè prima della crisi, il Veneto poteva vantare un tasso di disoccupazione del 3%. Per il Veneto si tratta di un brusco risveglio. Nella prima parte del 2011, infatti, il tasso di disoccupazione era sceso in modo sensibile, passando dal 6,3% dell'ultimo trimestre 2010 al 5,4% del primo trimestre 2011, per proseguire con un 4,4% nel secondo trimestre 2011 e quindi 4,5% del terzo trimestre 2011. Partenza diesel per i saldi a Verona e provincia. Secondo le prime rilevazioni di Confcommercio Verona, l'andamento delle vendite nei negozi ha registrato un trend di discreto dinamismo, mentre le aspettative per il proseguo sono nel complesso abbastanza positive. Il bilancio del primo weekend, ha detto il presidente di Confcommercio Verona Paolo Arena, è leggermente meno positivo dello scorso anno, ma si ritiene che vi sarà una tendenza più equilibrata rispetto ai saldi del 2011, con vendite più diluite nel tempo. Da segnalare che le buone condizioni climatiche hanno favorito una grande affluenza di gente nel centro storico scaligero, sul lago di Garda e in Lessigne, esaltando così il ruolo dei centri commerciali naturali. Turismo che si conferma quindi risorsa fondamentale per l'economia locale. Per quanto riguarda il settore ricettivo, dunque, i weekend di dicembre hanno confermato il valore attrattivo della città d'arte, che ha richiamato tanti turisti grazie anche agli eventi legati all'iniziativa Natale a Verona e alle proposte culturali e museali scaligere. Secondo un'indagine promossa da Movimento Consumatori, nelle città venete negli ultimi anni è cresciuto il clima di insicurezza. La vede così il 68,4% degli associati coinvolti nel questionario, a dimostrazione di una crescente preoccupazione non dettata da pregiudizio o da paure indotte verso stranieri. Secondo il 53% dei cittadini, il principale motivo dell'insicurezza è dettato dall'elevata presenza di stranieri. Chiamate in causa anche motivazioni riconducibili alla tossicodipendenza, alla delinquenza comune, alla crisi economica e alla criminalità organizzata. Oltre 20 voli cancellati o dirottati a Venezia, decine di turisti a terra senza alternative, la hall dell'aeroporto trasformata in un bivacco di viaggiatori imbufaliti in fila verso due soli sportelli biglietteria aperti, polizie in sala per tentare di sedare l'escandescenza di chi urlava e quasi arrivava alle mani. Effetto nebbia, ma non solo. A causare la paralisi che giovedì ha messo in ginocchio lo scalo aeroportuale trevigiano ha contribuito infatti anche la burocrazia, cioè quella che a un mese dalla riapertura dello scalo non ha ancora permesso di far funzionare i nuovi sistemi di atterraggio installati dal recente cantiere. Popolari e BCC, patto di ferro. L'accordo di consultazione e collaborazione permanente punta a migliorare l'azione delle banche locali a sostegno dell'economia reale, con un occhio alle bozze direttive di Basilea 3, tutti i particolari su industria e finanza.
ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.